Mio fratello pedala, quindi lo sforzo maggiore sarà il suo, ovviamente noi da Padova coordiniamo tutto l'evento, comunque la fatica è sicuramente sua. Fratelli in corsa in memoria del padre Giovanni, cui è intitolata la fondazione, è mancato per un tumore cerebrale. Annalisa il coordinamento da Padova, Fabio in sella alla bici. Torna in campo con l'8ª edizione la Da Santo a Santo, corsa benefica lungo lo stivale per raccogliere fondi. Dopo lo stop forzato per il Covid, la pedalata in solitaria riparte con grande slancio. Allora, abbiamo fatto una scelta simbolica, nel senso che andremo a toccare le varie città, i centri di ricerca e gli ospedali dove noi stiamo finanziando progetti di ricerca sui tumori cerebrali, che è quello di cui ci occupiamo. Quindi partiremo da Napoli, passeremo poi da Roma, ci sarà una tappa intermedia a Livorno e ancora Genova, Milano, Trento per concludere sabato 5 giugno qui a Padova. Nel sito del 6 giorni da santo a santo.it sarà possibile sostenere la corsa di Fabio Celeghin comprando chilometri. Arrivo previsto sul Sagrato della Basilica il 5 giugno. In memoria del professor Modesto Carli, coordinatore del comitato scientifico della Fondazione, recentemente scomparso, i fondi raccolti andranno a sostenere una borsa di studio destinata a Padova a un giovane oncologo pediatrico.